Musica e cabaret è il titolo della serata. Maurizio e Giuseppe, voi insomma siete nella vostra Alcamo, tornate dopo giugno, insomma ci sono tante emozioni, ma... Giugno e settembre mi sembra che sia così, giusto? Sì. Di 31 ce n'è uno, tutti gli altri sono... Ok, allora quali emozioni troverete anche questa sera qui ad Alcamo? Sicuramente l'emozione grande è stare con questi grandissimi artisti che ci ritroviamo forse per la prima volta sullo stesso palco, può essere dopo tanto tempo, ma tanto tempo. Loro sono andati molto più avanti, noi ancora cerchiamo di raggiungere. Maurizio, allora cosa significa appunto stare sullo stesso palco con dei comici? Diciamo che i comici servirebbero in qualsiasi contesto, dall'ospedale alla città, perché c'è bisogno di stare bene. Quindi per noi, come dire, è normalità, però siamo contentissimi di condividere questo momento ad Alcamo con questi ragazzi che abbiamo conosciuto tantissimo tempo fa e devo dire che hanno fatto veramente tantissima strada, siamo felici di averli conosciuti. Dalla musica appunto al cabaret, da Palermo ad Alcamo. Allora, intanto... io ho una domanda per voi di Alcamo. Allora, perché tra Alcamo Est e Alcamo Ovest e Nuovo Menzo c'è Castellammare? Intanto siete mai stati qui ad Alcamo? Allora, ad Alcamo è la prima volta che io ricordo. Non sapete niente, non sapete niente, non dobbiamo fare brutta figura a Valentina, non gliela facciamo fare. Teniamolo buono. Sì, no, però non sa niente perché siamo già venuti, stati ad sì. Alcamo, al teatro Euro, Sì. sono teatro Euro, Sì. quello di fronte al castello. Sì. Ok. E poi con i ragazzi abbiamo anche lavorato già con Maurizio. Sì, Di Calandra. l'hanno detto anche loro, perché tra l'altro è stato il nostro primo spettacolo. Di tutto. Nostro Piero primo non le sa, spettacolo. è preparato stasera. Allora, te lo dico io che con le date sono bravo. Noi avevamo praticamente ad aprile del 2013, avevamo cominciato noi da 6 mesi, abbiamo fatto uno spettacolo al convento Cabaret con i Calandra e Calandra perché noi non avevamo un'ora intera ancora, eravamo giovani e quindi ci siamo divisi. Mensa e mensa, abbiamo fatto fitti. Li abbiamo battezzati, capisci? Perché vi chiamate Respinti? Allora, il nome nasce che ce l'ha dato un amico nostro, cioè nel senso, noi abbiamo fatto un sondaggio, siccome noi ci chiamavamo Brutus, si capisce il motivo, dico non bisogna spiegarlo ovviamente. Mi dissocio da questa cosa. Vabbè, è colpa sua. Poi cosa è successo? Siccome hanno rivendicato il nome, i Brutus, i famosi Brutus degli anni 50, e ce n'era ancora uno vivo e ha detto oh, il nome è nostro, allora abbiamo detto vabbè, cambiamo nome. E cosa abbiamo fatto? Un sondaggio su Facebook chiedendo appunto quale nome stava più azzeccato a noi e all'unanimità c'è stato, diciamo, i Respinti, tutti quanti a dire i respinti. Non so perché. Anche merda, però No, non è vero, Respinti la merda era brutta. c'era ma la minchia. Cosa si aspetteranno gli alcamesi stasera? Io spero che non si aspettino risate, perché ce ne sono pochissime, quindi se si aspettano risate suonano a male. Se il resto Noi la processione siamo facciamo molto adesso. bravi in quello, sì. Facciamo San Gianni. E poi